Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Mister, qua non ci si ferma, siamo a 5. Non so cosa vogliamo fare, però insomma per ora sta andando bene. La partita è stata più dura di quanto poi il campo abbia detto. Lo so, però dopo succedono dei fatti e dopo ci si complica anche un po' la vita. Ci abbiamo messo del nostro, penso, abbiamo fatto un'ottima partenza, abbiamo creato molto, avevamo già il pallino del gioco in mano. Siamo andati su 2-0, poi si è fatto male Carini, abbiamo avuto un po' di confusione, abbiamo preso quel gol evitabilissimo, però ci sta, e ci sono anche gli altri, hanno fatto un gran gol secondo me. E niente, poi noi abbiamo rischiato poco, ok. Dopo con l'espulsione abbiamo sofferto un po', abbiamo visto che sta squadra sta anche a soffrire, quindi ben venga, insomma, ecco, quindi fanno bene anche queste vittorie, la striscia è positiva, quindi adesso lasciamoci andare, adesso è una battuta, però continuiamo così e bravo, un applauso ai ragazzi che sono strepitosi. È stata una partita che si è accesa molto nella ripresa. Sì, con vari episodi, ammunizioni, non ammunizioni, falli. Ci sta, fa parte del gioco e bisogna giocare. Tra poco ti arrivano al Mestre Treviso, Cerlins, Clodiense, un'altra tripletta complicata. Complicata come sono state queste partite qua. Adesso magari erano facili perché le abbiamo vinte, ma all'inizio sono tutte complicate, quindi ben venga queste corazzate, perché penso abbiano fatto squadre importanti e andremo a giocarcele con tutte, con le nostre qualità e con i nostri ragazzi. Condizioni di Carini? Carini adesso da vedere, aspettiamo martedì, farà la risonanza. Non dico niente perché queste cose qua dopo un po' di giorni verrà fuori il dolore oppure no, quindi bisogna aspettare un attimo. Achillei Undreka, allora doppietta per te, vittoria, punteggio pieno, primi in classifica, cosa volere di più? Niente, contentissimo per i miei compagni di squadra, abbiamo fatto credo una gran partita, siamo andati subito in vantaggio, abbiamo creato ancora, potevamo fare di più soprattutto negli ultimi 20 metri, però è andata così. E quest'anno è un campionato difficilissimo contro le squadre che sono quasi tutte toste e così, contento solo per la vittoria. Senti, che hai dimostrato, al di là del fatto di essere un goleador, che anche il piedino quando vuoi c'è, come ricordava Del Piero. È esagerato un po', sono contento, sto andando bene perché ho trovato un grandissimo ambiente, i miei compagni che mi aiutano, il mister e tutti quanti, stiamo costruendo, abbiamo creato un gran gruppo che sta andando tanto bene, contentissimo. Descrivici il secondo gol, Achillei. Ti dico, anche in settimana, se ti ricordi in primo tempo quando sono entrato non ho calciato, infatti ho detto appena rientro calcio subito perché lo faccio anche in settimana, è andato bene, sono stato fortunato che è deviato un po', però vabbè, speriamo che succeda sempre così. Senti, una doppietta così importante, così pesante, diciamo, pure a chi la dedichi? Ti dico, la mia doppietta di oggi va per i miei compagni di squadra perché hanno sacrificato tanto, hanno lottato, l'atteggiamento giusto, hanno sputato sangue, che bisogna essere sempre così, l'atteggiamento che fa la differenza. Era importante perché poi settimana dopo andiamo a giocare il derby, che è una partita importante per noi, bisogna vincere con tutti i costi, però ci prepariamo bene in settimana, poi vediamo quello che viene.